Ed eccoci di nuovo qui, lo spazio Book and Media, attivissimo oggi, sono veramente contento e sono in gradita compagnia del primo artista veramente padovano di questo festival. Ciao. Ciao, sì, no, hai un microfono. Scusate il mio... Avevo capito che ce lo passavamo il microfono. Ciao, sì, sono io. Mi chiamo Duccio. Detto anche Dash Nazari. Detto anche Dash Nazari. Che forse è un po' più noto di Duccio, mi dispiace perché è un bel Ma nome in realtà il mio nome è Duccio Nazari, quindi non è che sia molto distante poi dal nome d'arte. Allora, abbiamo qui, come ho detto, un artista padovano che questa sera avremo sul nostro main stage. Sei contento di suonare sul main stage? Moltissimo. Partiamo dall'inizio. Tu hai vissuto questo festival sia da utente che adesso da cantante. E io volevo farti una domanda un po' personale. Tu vivi a Padova, hai vissuto a Padova. Qual è il ricordo più bello che hai legato allo Sherwood Festival? Allora, appunto, essendo io di Padova, per me il Sherwood Festival è un culto assoluto e quindi io ho passato infinite serate da quando avevo 14 anni in poi, tutte le estati, ho visto un miliardo di concerti e soprattutto in realtà ho non visto un miliardo di concerti, perché poi avevo il classico approccio al festival per cui magari quando c'era l'artista famoso da 30 euro a biglietto non venivo perché non ce li avevo, però tutte le sere prima e dopo, che c'era la serata a €1, anche se non c'era niente di che, si veniva qui, si facevano le canne in collinetta o si bevevano le birrette e quindi proprio, cioè, io sono legato tantissimo a questo festival. Ovviamente mi riferisco a canne di CBD che all'epoca ci eravamo procurati e non era assolutamente... All'epoca si chiamava Ganja Pacco. Esatto. Il nome tecnico era letteralmente non sto denunciando questo. comportamenti illegali che si siano potuti tenere nel festival. Nessuno può fare dire cose illegali su Radio Sherwood, è vietatissimo. Ci siamo capiti comunque. Il mio concerto che mi ricordo più bello, secondo me, è stato Caparezza. Io ho visto tutti i concerti di Caparezza fatti a Sherwood nella storia dei concerti di Caparezza e ce n'è uno in particolare che ricordo, che lui ha sempre una coreografia bellissima in generale, no? nei suoi concerti. C'è questo qui in particolare che ricordo in cui aveva un cervello di cartapesta gigantesco e per rappresentare la fuga dei cervelli l'aveva lanciato sul pubblico, l'aveva fatto arrivare fino alla regia e l'aveva fatto tornare indietro, e mi ricordo quel concerto lì con grande emozione. Secondo me era il 2008, 9, una cosa così. Una domanda su come valuti tu, sia come artista che come cittadino, questi 20 anni di Sherwood, positivi, negativi? C'è qualcosa che cambieresti? C'è qualcosa che vorresti avere? C'è qualcosa che ti manca dei bei tempi? Sì, avere 20 anni forse. No, niente, non lo so, non so se sei presente quando ti rivedi con i tuoi compagni delle medie, delle superiori, che magari ciascuno è cambiato tantissimo, ha fatto un sacco di modifiche alla propria vita, è cambiato anche fisicamente, ma a te sembra che siano sempre uguali, no? Sembra sempre la stessa identica persona, non vedi i cambiamenti. Io lo vivo così, Sherwood, per me è sempre quel festival pazzesco e emozionante che è stato per me la prima volta che l'ho conosciuto, quando ero un adolescente. Guarda fuori al finestrino, quanti girasoli, che si muovono col sole dal mattino, ma quando viene sera si addormentano. Adesso passiamo un po' a te. Tu sei un artista eclettico, sei un musicista che ha surfato fra vari generi, vari stili, e nell'ultimo album hai parlato fortemente di politica. Oggi la politica e la cultura sono sparite dal panorama sia indipendente ma anche da quello mainstream, mentre ad esempio la musica cantautorale italiana si è sempre caratterizzata perché si riusciva a parlare di politica in musica. Un tuo giudizio, una tua valutazione sul perché di questo e su quale è la chiave per riportare a parlare di contenuti seri e profondi all'interno delle canzoni? Allora, io vorrei partire a risponderti con una frase che mi ha fatto molto riflettere molti anni fa, che mi è stata detta da Rami GB, che è un rapper di Ramallah che io ho intervistato nel 2012, quando con Burbank e Secret Simpliciter siamo andati a fare un documentario sul ruolo del rap e della poesia in Palestina, e io gli avevo fatto questa domanda qui, gli avevo chiesto: qual è secondo te
l'importanza che il mezzo di comunicazione rap e il mezzo di comunicazione poesia abbiano un contenuto politico, e lui ha detto: guarda, secondo me se chi canta, chi rappa, chi scrive è informato e ha dei pareri sensati e argomentati sul tema di cui sta parlando, è molto bene, ed è molto importante che lui parli di quella cosa lì e che veicoli le sue opinioni e le sue idee con quel mezzo. Altrimenti è molto importante che non lo faccia, perché poi si corre il rischio che uno parli per stereotipi, per cliché, e non sappia quello di cui sta parlando. E quindi probabilmente, secondo me, il fatto che non si parli di politica nella musica italiana, da un lato è un peccato, ed è uno specchio, e dall'altro, diciamo, è uno specchio dei tempi, nel senso che si respira un pochettino una disillusione sulla tematica politica, per cui la gente di fatto pensa meno alla politica, e aggiungo io, magari perché a pensarci poi ci si deprime, e quindi appunto è un po' così. Bisognerebbe che ci fosse appunto una spinta in generale ad avere un po' più di... Forse sarebbe comodo avere qualche elemento di speranza in più, se ci fosse, per potersi riappassionare a un tema che poi ti potrebbe far sì che tu possa essere anche un po' più spinto a parlarne. Però appunto ritorno a specificare che se invece uno non è molto interessato e non conosce bene quello di cui sta parlando, è meglio che parli d'altro, perché sennò poi fa solo danni. E adesso domandina, nel panorama italiano e internazionale, anche estero, quali sono gli artisti a cui ti ispiro, o che più semplicemente ascolti con piacere e dici wow, è uscito il nuovo album di... Beh, ci sono un casino di nomi ovviamente, e ti risponderò con la punta della mente delle cose che sto ascoltando in questo periodo qui. Mi sto ascoltando un bel po' di rap francese, un po' più del solito. Sto ascoltando Lone Pal, che è un rapper francese, e Romeo Elvis, che è un rapper belga, che hanno fatto rispettivamente 2 dischi molto fighi di recente. E poi adesso è uscito 2 settimane fa il disco di un rapper inglese che mi piace molto, che si chiama Loyal Carner, che mi sono consumato un bel po'. E se no, appunto, ascolto molta musica americana, sempre nel ramo, insomma, del rap, della black music, quindi Chance the Rapper, Childish Gambino. A me piacciono molto i rapper di Chicago, tipo Smino, o se no, tra quelli un po' più mainstream, Kanye West. Per darci 2 nomi italiani? E per darci 2 nomi italiani, io ho un sacco di collaboratori stretti di cui ho grande stima. La mia musica esce per una piccola etichetta indipendente che si chiama Andamento, e che nel suo roster ha Fra Quintale, che è uno dei miei cantanti preferiti in Italia, e Irbis 37 e Dola, che sono un po' meno noti, però sono almeno bravi altrettanto. Ti farei Willy Peyote, ieri c'è stato Murubutu qui, no? Lui è molto bravo, c'è un sacco di gente che mi piace anche in Italia. Ti ha salutato ieri. Grande, grandissimo. E adesso l'ultima domanda, quella che stiamo ponendo un po' a tutti gli artisti che attraversano la foresta in queste settimane, in questo mese di Sherwood. La tematica di quest'anno di Sherwood, il topic è che Sherwood Change for Climate Justice, Sherwood cambia per la giustizia climatica. Quindi ti chiediamo, quali azioni stai compiendo tu nella tua vita quotidiana, o vuoi compiere da domani, per diminuire il tuo impatto ambientale? Guarda, io per esempio sono un grande consumatore di acqua, e col fatto che siamo sempre in giro, in tour, cose così, tendo a correre il rischio di consumare molte bottigliette d'acqua. Allora, siccome la mia etichetta ha lanciato nel nuovo merch una bellissima borraccia con il simbolo della U di Andamento, mi sono procurato quella borraccia lì, mi sono ripromesso che adesso in poi mi riempio sempre l'acqua del rubinetto, che così smetto di sprecare un casino di plastica che non serve a niente. Allora, io ti ringrazio e ci vediamo questa sera sul palco. Ti invito a lanciare il pezzo alla radio, che è un tuo pezzo. Il pezzo si chiama Calma le onde. Poi cala il sole, calma le onde, mi vesto ed esco un po'.